Espugnata prima con Nino Casalicchio, poi con Silvio Cuffaro, che oggi ci riprova, pronto, deciso a riconquistare Raffadali, quella che una volta era ritenuta la roccaforte rossa per eccellenza. Sostenuto da 5 liste civiche, Silvio Cuffaro è sostanzialmente il candidato sindaco di forze di centro e di destra, in particolare di Forza Italia. Ieri, ultima domenica di campagna elettorale, ha tenuto un comizio in pieno centro cittadino, al suo fianco i 2 assessori designati, Franco Laporte e Luigi Costanzo. Non abbiamo bisogno di nessuno, di Crocetta, Lumia, Lobello, persone rispettabilissime, ma rimangono nella loro città se i cittadini li vogliono. Un paio d'ore più tardi, sempre nella stessa location, è salito sul palco l'altro candidato a sindaco, Piero Giglione, appoggiato da 4 liste, di cui 2 con i simboli dei partiti, il PD e Area Popolare, che abbraccia NCD di Alfano e UDC. Anche qui nella coalizione è presente un pezzo di centrodestra. Poi c'è Svolta Popolare, che fa riferimento al capogruppo all'Ars MPA PDS Roberto Di Mauro. Ieri sera, per l'occasione, accompagnato dal vicepresidente della regione Mariella Lobello e dall'ex assessore Nelli Scilabra, è arrivato a Raffadali il governatore della Sicilia Rosario Crocetta. Altro che si capisce, io già solo l'idea di pronunciare questa parola pisse, cioè come della sedia non ci scambiamo mai. A sostegno di Piero Giglione, determinato e convinto a non far perdere al PD la leadership governativa del paese, anche i parlamentari Angelo Capodicasa e Vincenzo Fontana. Ultimi giorni allora per Giglione e Cuffaro per convincere i raffadalesi, chiamati anticipatamente alle urne dopo l'improvvisa scomparsa del sindaco di Benedetto, stroncato nel luglio dello scorso anno da un infarto. Non si può proporre